Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Allora, come fare per ripartire con un po' di soldi, visto che ci si è svenati per far ripartire gli impianti elettrici, per rimettere più o meno in sesto in qualche modo tutte quelle che sono magari macchinari che sono andati perduti nelle case e nei negozi di Venezia, e anche i danni che si sono subiti sul litorale? Abbiamo convocato tutte le categorie perché cominciamo la formazione degli addetti che devono poi parlare con la popolazione per i rimborsi. Si parte ufficialmente e da giovedì 28 novembre saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i moduli per chiedere i risarcimenti dei danni subiti con le maree eccezionali dei giorni scorsi. Una procedura telematica, ma chi vorrà potrà fare riferimento ai 7 sportelli creati appositamente per dare supporto. In vari ambiti del territorio, con degli sportellisti che possono ovviamente fornire, come fornirete voi, supporto alla cittadinanza e alle aziende che non sono in grado di compilare autonomamente il modulo direttamente dal sito. Le imprese dovranno fare domanda tramite le proprie associazioni di categoria. Le modalità sono state spiegate dal sindaco Brugnaro in veste di commissario per l'emergenza, con un focus sulle lettere C ed E. Nella lettera C è previsto un massimale di 5.000 euro per i privati e un massimale di 20.000 euro per le aziende, con procedura veloce e semplificata. Per il resto dei danni vengono riportati nella lettera E, vale per le imprese e anche per i privati, e su questo le percentuali invece di rimborso verranno decise prossimamente dal governo. Io nell'arco di 30 giorni, entro fine anno, anni circa, questi sono i tempi, trasferiremo al governo il totalone, cioè il totale che viene fuori nella lettera C e il totale nella lettera E. Ovviamente continueremo a darlo pubblicamente sta cosa, in maniera che il governo possa prendere tutti gli adempimenti. Sulla lettera C, da quello che mi hanno garantito, detto eccetera, dovrebbe essere una procedura molto veloce. La lettera C sono i risarcimenti fino a 5.000 euro per le famiglie e 20.000 per le aziende e sono relative a costi necessari per ripristinare urgentemente l'attività o l'abitazione, quindi cucina, impianti, pavimenti, camere da letto. Non ci sono percentuali, viene finanziato tutto l'importo fino a 5.000 e 20.000 euro. Già ai primi di gennaio si prevede di chiedere gli scontrini delle spese effettuate. Gli importi più elevati sono trattati invece alla lettera E. Che la lettera E obbligherà le imprese e i privati ad asseverare la spesa, perché avrà bisogno di una perizia. Avrà un tempo più avanti, noi pensiamo verso fine febbraio, lo diremo adesso quando sarà, per la raccolta della lettera E e per le asseverazioni. A quel punto sarà il governo a dire con che percentuali intenderà procedere al rimborso delle singole voci di spesa. Ci saranno poi i controlli della Guardia di Finanza con cui è stato siglato un protocollo. Sostanzialmente la Guardia di Finanza a campione potrà controllare situazioni che presentano rischi sulla base delle segnalazioni che il commissario dovesse fare laddove ritiene che ci siano tentativi di indebita percezione dei contributi di cui il commissario disporrà. E parliamo del livello dei fiumi. Iniziamo con ovviamente il Po, che è osservato speciale perché è in transito un'onda di piena il cui culmine dovrebbe interessare il territorio regionale a partire dalla serata di domani. La criticità idraulica arancione del bacino del Po e del Basso Adige è riferita alla propagazione della piena del fiume e interessa tutti i comuni rivieraschi. Si segnala che presumibilmente dalla serata di domani, 26 novembre, il grado di criticità diventerà rossa, quindi stato di allarme. Nei rimanenti comuni la criticità idraulica è da considerare invece verde. È una piena importante, ma le opere idrauliche sono dimensionate correttamente, è una piena che va seguita, ma gli argini sono strutturati per contenerla, dice Massimo Valente, che è un ingegnere dirigente dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po. E in provincia di Rovigo il colmo si dovrebbe raggiungere tra giovedì e venerdì, sempre secondo Valente, e questa è una piena simile a quella del 2014. Andiamo avanti con l'allerta fiumi, andiamo a vedere invece com'è la situazione del Bacchiglione. Nonostante la tregua concessa dalla pioggia, rimane ancora l'allerta arancione per il bacino Basso Brenta e Bacchiglione fino alla mezzanotte di lunedì 25 novembre. Ad annunciarlo la Regione Veneto, che spiega: il bel tempo sul Veneto sta aiutando il deflusso dell'onda di piena sui corsi d'acqua. I livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita nei tratti distali dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza.
Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma pertanto l'allerta arancione, ovvero di stato di preallarme. Successivamente, fino alle 14 di martedì 26 novembre, da considerare l'allerta gialla, ovvero stato di attenzione. Si dice sempre, qualcuno dice sempre che in realtà la situazione dell'acqua alta a Venezia c'è sempre stata, cosa vera, sempre stata così la situazione della marea, però i quadri, quelli di gente piuttosto precisa nel fare dei paesaggi, stiamo parlando di Canaletto, di Guardi, di Bellotto, ci dicono un'altra storia. Oggi le foto e gli obiettivi delle telecamere immortalano la città di Venezia nella sua unicità e fragilità, affollata di turisti o afflitta dall'alluvione, come nei giorni scorsi. Un tempo invece erano i pittori, con la loro maestria, a ritrarre la laguna come una modella in posa. I dipinti dei vedutisti veneziani, in particolare di Canaletto e di suo nipote Bellotto, inconsapevolmente hanno immortalato il progressivo collasso della laguna. L'arte diventa evidenza scientifica grazie ad un'intuizione di un fisico padovano, Dario Camuffo, ex direttore del CNR di Padova. Analizzando nel dettaglio i quadri dei maestri veneziani, ha scoperto con precisione e rigore quanto sia alzato il livello del mare. Si vede che dal 1350 a oggi il livello del mare a Venezia è cresciuto di 1,30 m. Canaletto era maniacale nella precisione del disegno, come si vede sovrapponendo un disegno del Canaletto a una foto di oggi. Nelle sue vedute i palazzi veneziani venivano riprodotti fedelmente, non mancava nulla, nemmeno le alghe. Ebbene sì, proprio dalle alghe è partito il lavoro del professor Camuffo, uno studio pubblicato nel 2017. Facendo il confronto tra il livello delle alghe che si può vedere nei quadri del Canaletto o del Bellotto e il livello delle alghe di oggi, noi possiamo sapere esattamente di quanto si è spostato il livello del mare da allora a oggi. Nel suo viaggio artistico-scientifico, ritroso nel tempo, anche veronese, in un quadro esposto a Dresda, fornisce un dettaglio che riguarda Palazzo Papadopoli. Le scale sono libere da alghe e un personaggio sta sullo scalino più basso, e facendo il confronto tra la situazione del 1571 e quella di oggi, si vede che il livello del mare si è alzato di 90 centimetri da allora. Anche le scale dei palazzi veneziani lungo il Canal Grande, grazie ai dipinti, sono state studiate. I gradini emersi e quelli ora ricoperti dall'acqua sono stati misurati insieme ai sub della Polizia di Stato. Abbiamo misurato la profondità del scalino più basso rispetto al livello del mare. L'abbiamo fatto per tutti i palazzi del Canal Grande e sulla base di 81 dati vengono perfettamente confermati i valori già trovati da Veronese, Canaletto e Bellotto. Dalla camera oscura di Canaletto alle telecamere di oggi, dunque, continua il racconto di Venezia e di come i cambiamenti climatici la stiano mettendo alla prova. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dalla nostra regione. Livello dei fiumi, abbiamo visto prima la situazione dell'allerta fiumi nel Padovano, poi il Po, il Brenta non preoccupa, anche se c'è veramente molta acqua. Si è deciso di non chiudere più il ponte se viene raggiunto, stiamo parlando del Ponte Vecchio naturalmente, a Bassano, se viene raggiunta una soglia, ma si è alzata questa soglia, solo che accadrà questo per pochi giorni, poi dopo ritornerà questa soglia di sicurezza. Come vedete il Brenta nella stretta di Bassano sta passando ancora in piena, sono tante le piene in questi giorni perché continua a piovere e continuerà anche nei prossimi, però sul ponte si passa. Per quale motivo? Perché è stata innalzata la soglia per la quale il ponte viene bloccato. È stata innalzata perché si è stabilito che, non essendoci in questo momento nell'alveo del fiume il cantiere, ma essendoci solo sopra, si può provare a non dividere in due la città di Bassano, come è avvenuto negli scorsi giorni. C'è da dire che non appena verrà fatta qui sotto la nuovatura per queste due
stilate che dovranno essere restaurate, quindi tra qualche settimana di nuovo la soglia sarà molto bassa, perché ovviamente va preservato non solo il ponte ma anche il cantiere e i lavoratori che ci stanno operando. Però per il momento tanta acqua ma ponte aperto. In realtà, stando così le cose, la misura voluta dal sindaco Elena Pavan è più di facciata che reale, perché non appena l'acqua scenderà nei prossimi giorni si inizierà a costruire la tura da destra a Brenta, cosa prevista prima delle piene già a fine di questo mese. E pertanto il nuovo limite rimarrà per pochi giorni, superato dal nuovo cantiere in Brenta, che durerà invece molti mesi. In attesa nel frattempo che si faccia anche chiarezza sulla pavimentazione del ponte, che la Giunta vuole in pesante pietra e che, secondo quanto dichiarato da tutte le opposizioni, sarebbe invece un cambiamento di natura strutturale non ammissibile dal progetto di restauro. Il sindaco Pavan garantisce però che per quanto riguarda le future chiusure del ponte, pur venendo incontro ai residenti di Angarano, si continuerà a garantire la sicurezza dei pedoni del ponte stesso. Il che significa che in caso di piena con il cantiere in alveo le restrizioni torneranno quelle precedenti. I residenti ritengono ormai che Piazza San Marco non faccia più neanche veramente parte di Venezia, una specie di luogo a parte, però molti veneziani nati o viventi a Venezia vorrebbero che la piazza ritornasse a essere quello che è, una piazza di tutti, anche dei turisti, ma anche loro. I veneziani ormai evitano la piazza, cioè ormai sì, vengono per l'Aperol, c'è un concerto, c'è quello, ma i veneziani non vengono più. Piazza San Marco appartiene a Venezia, è ovvio, ma appartiene ancora ai veneziani. Tra i residenti c'è chi pensa di no. Da qualche tempo il luogo più simbolico della città non è più un centro d'incontro tra veneziani come lo era stato da sempre. Per questo è nato il comitato Ritorno di Piazza San Marco alla città, che ha in programma in tal senso una manifestazione il 22 dicembre. Non è dei cittadini Piazza San Marco? Non lo è più, sia perché è perennemente occupata dai turisti, sia perché c'è un divieto a manifestare, a tenere qualunque tipo di iniziativa anche civica, che risale a una direttiva del Ministero degli Interni e a 2 decreti prefettizi che noi riteniamo essere anticostituzionale, e per questo abbiamo fatto ricorso al diniego che è stato posto al nostro preavviso a tenere questa manifestazione civica a San Marco. Il ricorso del comitato è stato presentato al TAR in attesa del pronunciamento del tribunale. Si ricorda la piazza di 30 o 40 anni fa. La piazza era stupenda, era la nostra piazza di noi ragazzi. Io mi ricordo che il carnevale era un po' violento a volte, perché c'era questa farina, queste uova, quest'acqua che venivano gettati fra noi ragazzi. A volte colpivano anche gente innocente, dei passanti che erano lì, tant'è che si arrivò addirittura a vietare la vendita della farina una settimana prima del carnevale in tutti i negozi, ma era il carnevale nostro, per cui a un certo punto, ricordo, era l'epoca di Mario Rigo, ahimè defunto da poco, e noi avevamo il diritto di emettere i nostri impianti stereo, di fare musica tipo discoteca tutto il giorno in Piazza San Marco. Noi ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie, vediamo che fine ha fatto il gonfalone di San Marco, ad esempio. La questione del gonfalone di San Marco, della bandiera regionale, se vogliamo dire in un'altra maniera, vietato allo stadio Euganeo, poi molte prese di posizione politiche, sembra non placarsi, non sappiamo se artificialmente o no, comunque la vicenda resta ancora in discussione. È entrato allo stadio con la felpa, con i colori della bandiera del Veneto, al collo la sciarpa del Padova. Il consigliere regionale Fabrizio Boron si fa immortalare allo stadio domenica durante la partita Padova-Rimini, dove è andato per sostenere i biancoscudati, ma anche per portare solidarietà ai veneziani e ai veneti colpiti dall'alluvione della settimana scorsa. Boron torna così sulla questione della bandiera veneta. Sono state 8 quelle esposte, come si vede nella foto, in tribuna Fattori. La polemica dunque non sfuma. Mi pare di aver capito però che già dalla questura hanno detto che individueranno chi le ha portate all'interno e verranno addirittura multati, sanzionati. Mi sembra che si stia andando oltre quello che potrebbe essere il giusto buonsenso. Stiamo parlando effettivamente di bandiere di identità storica, di identità territoriale. Nessuna bandiera è di valore politico o di valore, diciamo, divisivo, anzi
il leone di San Marco, la bandiera del Veneto, porta la scritta pace, quindi più unificante di questo non vedo cosa ci sia. La solidarietà dei padovani non può essere fermata dalla burocrazia, insiste Fabrizio Boron, che nei giorni scorsi dal suo ufficio in regione aveva inviato formalmente un vessillo di San Marco al questore di Padova, dopo le bandiere vietate durante la partita con il Sud Tirol. So anche di uno striscione scritto in Veneto che è stato fermato, mi sembra incredibile. Poi abbiamo appreso che a Cittadella invece i pisani sono entrati a fare tifo con le bandiere della Repubblica di Pisa, quindi non capisco se ci sono due pesi o due misure o forse c'è stata della distrazione dall'altra parte. Cosa accadrà dunque ai pisani? Ecco la foto in cui si vedono le bandiere della Repubblica di Pisa, si domanda Boron, che poi lancia una proposta a tutte le società calcistiche del Veneto. Per superare inutili e gravosi cavilli si metta mano ai propri regolamenti di accesso agli stadi, prevedendo la libertà di ingresso con il gonfalone di San Marco, così come è avvenuto a Vicenza la settimana scorsa. Da veneti non possiamo tollerare di vedere discriminata la nostra storica bandiera, conclude Boron. Per il processo dell'inquinamento per le acque pubbliche, inquinamento da FAS, c'è stata un'udienza preliminare. Il problema tocca comuni naturalmente del Vicentino, ma anche 7 del Padovano. Lì una mamma ha raccontato la sua disperazione, prima ai giudici e poi anche ai nostri microfoni. Io tra l'altro quel senso di colpa che ho è perché soltanto nel periodo che allattavo bevevo l'acqua di acquedotto per praticità, perché bevevo tantissimo. E quando ho saputo che comunque era una cosa che io ci tenevo tantissimo a allattare, perché credevo di fare la cosa migliore per mio figlio, quando ho avuto l'esito degli esami mi sono sentita in colpa e questo non è giusto. Sentirsi per sempre in colpa con i figli a causa dei danni causati da altre persone. Questo è solo uno dei racconti raccolti tra le 95 persone del Montagnanese, del Vicentino e del Veronese che si sono costituite parte civile nel processo sull'inquinamento delle acque pubbliche da PFAS. L'udienza è stata aggiornata al 20 gennaio. Imputati sono i vertici dell'azienda Miteni di Trissino. Tra le parti civili si sono costituite anche la Regione Veneto, la provincia di Vicenza e la CGIL. Nella zona rossa, quella in cui le indagini hanno rilevato l'elevata concentrazione di FAS, ci sono anche 7 comuni padovani, Montagnana e Urbana in pieno e in parte Borgo Veneto, Casale di Scodosia, Megliadino San Vitale, Merlara, Lozzo a Testino. Francesca Marchioro è al processo per conto del marito e del figlio. Nel loro sangue i valori degli FAS sono alti. Quali speranze ha dal cammino processuale? Chi si mette a fare certi lavori, industrie, chimiche e quant'altro, appuri a monte che cosa vanno a fare, a produrre, non crei danni alle persone e l'ambiente. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo una buona serata, arrivederci.